Si scaldano i motori per le elezioni di Udine, il centrodestra pressa il sindaco Fontanini per una scelta immediata sulla ricandidatura, il centro-sinistra chiede ai vertici nazionali e regionali autonomia sulla scelta del candidato. Aveva avvertito la committente, se non avesse pagato il conto per la costruzione della tettoia avrebbe tagliato le travi di sostegno e per l'accusa l'ha fatto. Il litigio tra cliente e artigiano finisce in tribunale a Udine. La festa della zucca era programmata per il 22 e 23 ottobre, oggi l'annuncio della Proloco di Venzone non si farà. In cassa non ci sono abbastanza soldi per correre il rischio che gli incassi non bastino per coprire le spese. Al via questa sera su Telefriuli la quinta edizione di The Best Sandwich. Si sfidano colpi di panino 24 operatori del settore chiamati a valorizzare i prodotti del territorio. Si parte dal Figo Moro di Caneva, appuntamento alle 21. Via il campionato di Serie A2 di basket, domani per l'Udinese Apu e per la Cividalese Web, prima partita della stagione proprio a Palagestico con Chieti, avversario per la prima storica gara in A delle Eagles, domenica Apu all'esordio a Ferrara. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Avete sentito quindi dai titoli in apertura la politica, si scaldano infatti i motori per le elezioni di Udine, mancano 6 mesi ma il centrodestra vuole chiarezza dal sindaco Fontanini per una sua scelta immediata sulla ricandidatura. Il centro-sinistra chiede invece ai vertici nazionali e regionali autonomia sulla scelta del candidato. Primo servizio della giornata. Si scaldano i motori per le comunali di Udine. A 6 mesi dalla tornata elettorale, all'indomani dello scrutinio nazionale, il centrodestra fresco vincitore cerca di pressare il sindaco Fontanini. È giunta l'ora di decidere, dicono le varie anime dei partiti. Le elezioni dovrebbero essere a maggio, mi sembra, tra aprile e maggio. Insomma, 6-7 mesi non sono tantissimi. Se Pietro decide di ricandidarsi, bene, e faremo squadra attorno a lui. Se Pietro decidesse di fare un passo indietro, dobbiamo avere il tempo come coalizione di trovare un'alternativa. Nel centro-sinistra si ragiona sul da farsi dopo la debacle nazionale. Il voto, se analizzato a livello comunale, però dà speranze. In caso di campo largo, compresi Movimento 5 Stelle, Sinistra e Azione, il centro-sinistra è accreditato del 52%. Il discorso tra tutte queste forze pare già in fase avanzata e per questo il PD di Udine chiede spazio ai vertici nazionali e regionali per agire autonomia. Della serie sì a un candidato della città, no ai visitors. Che il gruppo dirigente udinese sia in grado di una sua autonomia vera, perché ha argomenti, programmi e forza per dire noi abbiamo il nostro punto di vista. E quindi le scelte si fanno insieme al gruppo dirigente udinese, questo deve essere chiaro, perché se non c'è un accordo fra di noi e un pezzo mancasse, noi perderemo le elezioni. Attenzione che Fontanini è uscente, è negativo per la città, ma ha certamente comunque un pizzico di fattore competitivo a suo favore. E di politica e delle interviste integrali a Martinez e a Zanolla saranno riprodotte nel corso della trasmissione Screenshot in onda a partire dalle 19:45. Ancora maltempo in regione, voltiamo pagina, colpita la parte orientale della provincia di Udine con strade e case allagate e vetture bloccate in sottopassi trasformati in fiumi. Vediamo con le immagini. L'ondata del maltempo non si ferma in Friuli Venezia Giulia. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato in particolare danni in alcuni comuni della provincia di Udine. 6 territori colpiti, oltre 100 volontari in azione. Strade e sottopassi allagati, vetture bloccate, case sott'acqua, un bilancio pesante a cominciare da Manzano, dove si è verificato l'allagamento del sottopasso di Via della Stazione e dove la protezione civile è intervenuta a supporto di una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento perché l'acqua entrava dalla porta principale. A Pavia di Udine, in via Marconi e via Garibaldi si sono trasformate in un fiume d'acqua che ha bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall'allagamento è stata transennata e sono stati posizionati segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata nella normalità. Ad Attimis una frana di detriti si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Tra Basigliano e Campoformido i volontari sono intervenuti per l'allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini. Le squadre hanno continuato il monitoraggio nel territorio anche dopo le 3 del pomeriggio, dove l'ondata di maltempo ha colpito il territorio del comune di Prepotto. Forti rovesci hanno causato allagamenti di diverse strade e scantinati di abitazioni. Si sono verificate anche alcuni smottamenti. Sconsigliata la percorrenza della strada che da Prepotto conduce a Cividale del Friuli, in zona Polonetto.
Segnalati anche allagamenti sulla strada dalla Bucovizza e a Casali Quercic. Lo comunica il primo cittadino, sul posto operano anche i vigili del fuoco. L'allerta meteo cesserà nella notte, per il weekend è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteo. La cronaca giudiziaria, assolti perché il fatto non sussiste. Oggi il Tribunale di Udine ha prosciolto 8 persone e 3 aziende accusate di aver percepito indebitamente tra il 2009 e il 2015 oltre 1 milione di euro di contributi regionali. Sentiamo. Erano accusati di aver fatto carte false per ottenere contributi regionali per oltre 1 milione di euro, assolti perché il fatto non sussiste. Si è conclusa così in tribunale a Udine la vicenda giudiziaria di 8 persone e 3 aziende imputate principalmente di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo l'accusa, tutto avrebbe girato intorno al 50enne udinese ma residente a Grado Giuseppe Tissino, legale rappresentante della Arte Video di Palmanova e della Blue Passion di Santa Maria la Longa. L'imprenditore, grazie a triangolazioni e compensazioni con ditte compiacenti, avrebbe gonfiato le rendicontazioni per i contributi erogati dalla Regione tra il 2009 e il 2015 destinati agli artigiani per progetti innovativi. Su 15 capi di imputazione, in 13 casi i giudici hanno assolto gli imputati e in 2 hanno disposto il non luogo a procedere per prescrizione. Solo per un'accusa, il passaggio di un'imbarcazione tra 3 aziende per ottenere un finanziamento a tasso agevolato, Tissino e l'imprenditore sloveno Mizia Ambroseli, di 51 anni, sono stati condannati a 9 mesi di reclusione ciascuno, pena sospesa. La vicenda era finita anche davanti alla Corte dei Conti, che nel maggio del 2021 aveva condannato Tissino a pagare 636.000 euro per i contributi legati alla Blue Passion. Sono molto soddisfatta, commenta il difensore di Tissino, l'avvocato Enrica Lucchin, perché le 13 soluzioni hanno fatto crollare l'impianto accusatorio. La sentenza sarà depositata a dicembre nel procedimento d'appello alla Corte dei Conti. Per quanto riguarda la condanna, conclude, il finanziamento fu concesso ma non a tasso agevolato. Stavano barando durante l'esame per la patente, 2 donne sono state denunciate per truffa aggravata e danni dello Stato. È successo alla motorizzazione civile di Pordenone durante l'esame teorico di guida. 2 agenti in borghese della polizia stradale hanno notato le 2 donne che cercavano di nascondere con le mani il colletto dei giacconi. Al termine della prova scritta, le 2 candidate sono state invitate a consegnare i giubbotti. Dentro gli agenti hanno trovato un pen drive munita di telecamera, un microfono capace di comunicare con l'esterno. Le risposte corrette venivano suggerite tramite un auricolare posizionato nell'orecchio. I congegni sono stati sequestrati e le candidate deferite alla procura pordenonese. Lei non vuole pagare il conto della tettoia e lui taglia le travi con la motosega. Il litigio tra la committente nomade e l'imprenditore albanese finisce in tribunale a Udine. Sentiamo. Aveva avvertito la committente, se non avesse pagato il conto per la costruzione della tettoia, avrebbe tagliato le travi di sostegno con la motosega. E, secondo l'accusa, ha mantenuto la promessa. Oggi è stato rinviato a giudizio dal GUP di Udine Maria Rosa Persico per violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Protagonista della vicenda è un imprenditore albanese di 49 anni, che nel 2016 era stato incaricato da una nomade di 32 anni di realizzare la tettoia nella sua abitazione in provincia di Udine. Terminati i primi lavori, la committente lo aveva sollevato dall'incarico perché non soddisfatta del risultato, comunicandogli che avrebbe pagato solo 1.300 euro, ovvero le ore di lavoro, a fronte di un conto di 2.700 euro. L'imprenditore si era incontrato più volte con la cliente senza arrivare a un accordo. Alla fine, stando al capo di imputazione, si è introdotto nel cortile dell'abitazione, rompendo la catena che teneva chiuso il passocarraio e messo in azione la motosega. Indagini dei carabinieri sono in corso dopo che questa mattina una sostanza urticante, presumibilmente uno spray al peperoncino, è stata spruzzata nell'androne del liceo Carducci di Via Corsi a Trieste e alcuni studenti hanno cominciato ad accusare malori. La scuola è stata quindi evacuata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco per verificare la situazione di sicurezza dell'istituto. Tra gli studenti che hanno causato malori, 7 sono ricorsi alle cure sanitarie sul posto. Le indagini proseguono per accertare quale tipo di sostanza sia stato diffuso e valutare eventuali responsabilità in merito all'interruzione di servizio pubblico e alla pericolosità dell'accaduto. L'economia commessa da 14 milioni di euro per la Cimolai di Pordenone che realizzerà l'impalcato metallico del nuovo ponte Anne-de-Bretagne a Nantes. L'opera, da oltre 2.000 tonnellate d'acciaio, sarà costruita nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro.
Cimolai si è aggiudicata i lavori per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'impalcato metallico del nuovo ponte Anne-de-Bretagne sul fiume Loira a Nantes. L'opera rientra nel progetto della città metropolitana di Nantes, che prevede la costruzione di un ponte piazza dotato di un giardino e un belvedere che sarà funzionale sia per la mobilità tradizionale sia per quella alternativa all'uso delle macchine. Il progetto è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da player internazionali, tra cui la Cimolai. Per la realizzazione della commessa, del valore complessivo di 14 milioni di euro, l'azienda pordenonese prevede la partecipazione di 30 persone tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. Il nuovo impalcato metallico, che si affiancherà a quello esistente, avrà una lunghezza di circa 140 metri e una larghezza fino a 40 metri, per un peso complessivo di circa 2150 tonnellate di acciaio verniciato. Cimolai costruirà l'intera struttura nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro, dotato di banchina, per poi trasportarlo a Nantes e posarlo direttamente in opera. Le operazioni di carico per il trasporto marittimo inizieranno ad agosto 2025. La posa in opera verrà eseguita dopo circa un mese di navigazione lungo l'Adriatico, il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Anche il settore degli autotrasporti soffre a causa del rincaro del costo dell'energia, ma riesce a far fronte al difficile momento. Le imprese del settore fanno fatica a trovare nuovo personale e il mestiere del camionista è infatti poco attrattivo, nonostante i mezzi siano dotati di strumentazione all'avanguardia per rendere sempre di più la guida sicura. Servizio. Problemi legati al mancato completamento di infrastrutture viarie attese da anni, allungamento dei tempi di carico e scarico e difficoltà a reperire personale preparato, e quanto evidenzia il settore del trasporto e della logistica, che attende la creazione della zona logistica semplificata. Nel nostro settore la figura dell'autista non è una figura socialmente molto ben vista, anche se in realtà noi siamo quelli che consegniamo la benzina ai distributori, la farina ai panifici per fare il pane, quindi siamo, non dico strategici, ma comunque siamo importanti all'interno di una catena logistica, però il mondo non vede molto bene la figura dell'autista. Il settore, tra l'altro, deve far fronte all'aumento dei costi della componentistica per la manutenzione dei veicoli. Dalla D-Blu ai pezzi di ricambio, ai pneumatici, gli stessi autocarri sono cresciuti tantissimo perché sono cambiati i contenuti tecnologici. Ormai il camion non è più il camion di una volta, è veramente una piccola astronave, tant'è che quello che si chiama l'autista di camion dovrebbe chiamarsi il pilota di camion, un po' come il pilota degli aerei, perché di fatto comandano un giocattolo, uno strumento molto tecnologico in cui è richiesta una grande competenza anche tecnico-informatica per avere tutte le informazioni che questo può dare per sfruttarlo al meglio. Una soluzione condivisa che consente ai paesi europei di superare l'emergenza legata al caro bollette. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga chiede ancora una volta un intervento compatto dell'Unione Europea per ridurre l'impatto dell'aumento esponenziale dei costi. Servizio. Una soluzione in tempi rapidi. L'emergenza del caro bollette non si arresta e con l'arrivo dell'inverno è destinata a peggiorare. Giorgia Meloni, leader del partito che ha preso più voti in Italia, sta lavorando alla squadra di governo, a cui tutti guardano con la necessità di avere risposte in tempi rapidi. È ovvio che in questo momento l'emergenza, ma sembra banale dirlo, nella drammaticità che stiamo vivendo, è il costo dell'energia e l'aumento dell'inflazione, sulla quale penso a livello europeo debbano cambiare atteggiamento rispetto a una situazione che si sta venendo a creare, ovvero di alcuni paesi che operano in maniera egoistica, mettendo in crisi tutto il sistema europeo. Uscendo di metafora, il riferimento alla scelta della Germania di intervenire in proprio senza attendere un possibile accordo a livello europeo sul tetto del prezzo del gas, accordo che però pare lontano. Bisogna capire se i paesi che fanno parte dell'Europa sono convinti di farne parte o invece vogliono semplicemente utilizzare l'Europa. Questa è una discussione che dobbiamo porci, perché poi è inutile lamentarci allora della disillusione verso il sistema europeo. O c'è una compattezza dei paesi e si affrontano insieme i problemi aiutandosi reciprocamente, oppure l'alternativa è che l'Europa scoppi. Penso che questo non se l'auguri nessuno, mi auguro che non sia la volontà di nessuno, ma ci deve essere la volontà perché ciò possa accadere, soprattutto nei momenti di difficoltà. È troppo semplice definirsi europei, amanti dell'Europa, sostenitori dell'Europa in momenti semplici e facili. Bisogna dimostrarlo quando la situazione è difficile, quindi far vedere la forza dell'Europa, che vuol dire anche la solidarietà europea, e affrontare temi di emergenza come questi in modo comune.
L'autonomia e le politiche fiscali attuate hanno messo al riparo il Friuli Venezia Giulia da possibili crisi finanziarie, nonostante il complicato momento economico internazionale. Lo ha sottolineato a Pordenone l'assessore regionale di finanze Barbara Zilli. Su sua proposta, inoltre, oggi la Giunta ha deliberato un aumento di capitale da 3 milioni di euro per la nuova società FVG Plus. Il Friuli Venezia Giulia è al riparo da possibili crisi finanziarie. I conti sono a posto e sono stati messi in atto tutti gli strumenti, anche attraverso le partecipate, per non correre rischi, nonostante il momento economico turbolento a livello internazionale. A dirlo è l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che ha preso parte al PN Trading Place, organizzato da Università di Udine e Comune di Pordenone in ambito di consapevolezza finanziaria. Diverse le ricette della Regione. Con l'introduzione della clausola di salvaguardia abbiamo elevato un muro importante di fronte a misure unilaterali, leggi governo Monti, che possono intaccare la stabilità dei bilanci regionali. Così come il risparmio di quasi 2 miliardi di euro fino al 2026 nella rinegoziazione dei patti. Possiamo godere di un grande rating finanziario molto buono ed anche di misure che quindi con l'avanzo di amministrazione abbiamo finanziato per sostenere chi effettivamente produce ricchezza in questa regione, ovvero sia le imprese prima di tutto, e quindi anche iniziative a vantaggio delle famiglie. Non solo, siamo percettori di fondi europei abilissimi storicamente. Questi sono elementi che possono strutturare una politica che guarda al futuro senza temere crisi finanziarie all'orizzonte, perché c'è una solidità storica che si riflette anche in queste scelte di autonomia. Intanto la Giunta regionale, proprio su proposta dell'assessore Zilli, ha deliberato di partecipare all'aumento di capitale sociale della nuova società in-house FVG Plus per 3 milioni di euro, per consentire alla stessa di intervenire tempestivamente a favore dei cittadini e delle imprese del territorio, in sinergia con Friulia. Il Friuli Venezia Giulia è tornato in cima alle classifiche di gradimento dei turisti di tutto il mondo. Gorizia è seconda soltanto a Trieste, con un segno positivo pari all'11%, dato certificato dall'assessore regionale al turismo Sergio Bini. Il turismo tira in Friuli Venezia Giulia, sorridono i numeri per quello che concerne le presenze turistiche al mare e in montagna, brillano le statistiche a Trieste e non è da meno Gorizia, con incrementi che arrivano a superare il 10%. Il capoluogo isontino è sempre più attraente e attira turisti locali, ma soprattutto da oltre confine. Pensate che Gorizia è la seconda città, dopo Trieste, Presidente, che è cresciuta di più rispetto al 2019, che era l'anno dei record, più 11%, quindi numeri molto... Puoi dirlo prima delle elezioni. Ma non ti serviva, no, non ti serviva. E quindi... E quindi capite, è una regione che davvero ha dato gran dimostrazione di capacità. È cambiata anche la tipologia di turisti. Io vedo il grado di riempimento poi degli alberghi, quindi non solo un mordi e fuggi, ma una presenza anche costante. Venzone rinuncia alla festa della zucca. Il rincaro dei costi e dei servizi del 30-40% rispetto al passato costringe la Proloco a fermarne l'organizzazione. In cassa non ci sono abbastanza soldi per rischiare che gli incassi non siano sufficienti poi a ripagare le spese. Sentiamo. Anche per quest'anno è inutile attendere la festa della zucca di Venzone. Costi impazziti ne impediscono l'organizzazione perché la Proloco non riesce a far fronte alle spese. Non possiamo rischiare di avventurarci in questa iniziativa, commenta il presidente Duilio Fadi, che con conti alla mano ci spiega la situazione. Abbiamo preso questa decisione con dispiacere, continua Fadi, dopo aver visto i preventivi. In sostanza i rincari per i servizi in generale sono almeno del 30-40%. Le voci maggiori di spesa riguardano il noleggio dei 20 tendoni che caratterizzano la festa, oltre agli spettacoli, bus navetta, le ambulanze, i servizi igienici e di pulizia del paese. Meno alta la percentuale dell'incremento dei costi dei generi alimentari, che varia dal 4 al 15%. Ci stiamo trascinando ancora, spiega il Presidente, i risultati dell'edizione del 2018, quando il maltempo influì negativamente sugli incassi. L'anno successivo ci consentì di risistemare le casse della Proloco. Il Covid impedì lo svolgimento della manifestazione nel 2020 e nel 2021. Quest'anno speravamo di riprendere la tradizione e azzardarci ad affrontare la spesa usuale di 150.000 euro per organizzarla, ma conti alla mano dovremmo spenderne almeno 200.000 e non possiamo rischiare che il maltempo ci impedisca di ripagare almeno le spese.
È un peccato dover rinunciare a un evento di grande portata per Venzone, che nel periodo estivo ha visto crescere le presenze di turisti. Voltiamo pagina. Dopo le recenti aggressioni subite dal personale sanitario che lavora negli ospedali, il Sindacato Autonomo di Polizia e la FIALS chiedono l'applicazione di norme a tutela degli operatori. Una linea diretta con le forze dell'ordine o il ripristino delle postazioni di polizia negli ospedali. Il sindacato FIALS lancia un appello e chiede risposta in tempi rapidi per il personale delle strutture sanitarie sempre più sotto attacco mentre è in servizio. Siamo purtroppo a conoscenza di molti episodi, non tutti vengono denunciati perché il personale vede che non ha dei riscontri, per cui le denunce sono poche ma i casi sono tanti. Ci sono casi di aggressioni fisiche e verbali. Le aggressioni fisiche sono quelle che più influiscono nella psiche anche del lavoratore. Non possiamo pensare che un operatore sanitario vada a lavorare con la paura di essere aggredito o essere picchiato. Il sindacato autonomo di polizia sottolinea che il problema non è più solo negli ospedali, ma in tante realtà, e per questo serve l'applicazione certa delle pene e soprattutto più personale. E chiaramente viene richiesto alle forze dell'ordine uno sforzo maggiore quando le forze dell'ordine invece patiscono una carenza di organico importante, e quindi l'arretramento della sicurezza è avvenuto negli anni passati, soprattutto nel periodo di spending review e della legge Madia, proprio anche in posti come presidi degli ospedali. Saranno nuovamente disponibili tutti i 28 posti letto della RSA di Sacile, riconvertiti in reparti Covid durante la pandemia con tanto di polemiche e proteste. I pazienti saranno accolti in struttura dal 10 di ottobre. Dopo oltre 2 anni segnati dalla pandemia e non privi di polemiche, riaprirà a pieno regime la RSA di Sacile. La struttura in piena emergenza coronavirus era stata riconvertita nell'ambito della riorganizzazione sanitaria della regione per ospitare malati Covid, situazione che aveva provocato diversi malumori nella città sollivenza con manifestazioni di protesta davanti all'ospedale cittadino alle quali aveva preso parte anche il sindaco Carlo Spagnol. Ora il ritorno alla normalità certificato dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Da ASFO fanno sapere che la programmazione degli ingressi degli utenti per rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda la riabilitazione in moduli sollievo, inizierà da lunedì 3 ottobre. L'accoglienza dei pazienti invece è in programma a partire dal 10 ottobre, in seguito al completamento di alcuni lavori interni che si sono protratti più del previsto. Dopo oltre 2 anni, dunque, saranno nuovamente disponibili tutti i 28 posti letto previsti. Invitati dai cardiologi del Santa Maria della Misericordia, professionisti di tutta Italia si sono dati appuntamento a Udine per 2 giorni di convegno che segna il ritorno in presenza anche su questo fronte. Sentiamo. Non sempre nella cardiologia interventistica le cose vanno come dovrebbero andare. L'esperienza dei medici che nella loro attività si sono trovati a gestire delle complicanze può diventare un patrimonio prezioso per i colleghi. Proprio la condivisione di queste conoscenze è al centro della 2 giorni di convegno iniziata oggi all'Adi Moret di Udine, dedicata alla gestione delle complicanze in emodinamica e alle novità in cardiologia interventistica. Organizzato dagli specialisti del Santa Maria della Misericordia, ha radunato nel capoluogo friulano professionisti di tutta Italia. Le malattie cardiovascolari, ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale del cuore, sono la prima causa di morte anche in Friuli Venezia Giulia e hanno un impatto estremamente importante. La cardiologia interventistica è fondamentale per poter erogare rivascolarizzazioni precoci e tempestive e ridurre la mortalità delle malattie cardiovascolari. Questo incontro dimostra l'importanza della cardiologia interventistica di Udine e l'importanza anche di ritornare in presenza, poter avere un momento di confronto insieme con esperti della regione, ma esperti anche di altre regioni a noi vicine. È un evento sicuramente importante che segna il nostro ritorno finalmente in presenza dopo la pandemia. Il tema di questo convegno è molto interessante e anche stimolante, nel senso che i colleghi hanno deciso di parlare delle gestione delle complicanze. Questo ci testimonia che l'emodinamica sta trattando pazienti sempre più complessi, sempre più difficili. Una presentazione di casi clinici di colleghi emodinamisti che vengono un po' da tutta Italia e presenteranno quello che è andato un po' storto. La condivisione di questi dati, di questi elementi, di queste vicende in una comunità scientifica importante come quella della cardiologia interventistica è sicuramente qualcosa che aiuta tutti nella pratica quotidiana ed è proprio lo scopo di questo evento qui, aiutarsi, condividere
quello che non va, quello che non è andato e come adoperarsi per farlo andare meglio. A Udine nuove tecnologie per Sala Iace, che ha appena ristrutturata diventa anche casa della musica classica. Vediamo. A Udine sono terminati i lavori di sistemazione di Sala Iace, che ora potrà essere utilizzata anche per concerti. Un restauro necessario, spiega il sindaco Pietro Fontanini, per consentire una fruizione più agile della struttura, il cui spazio può essere trasformato a seconda delle esigenze. La vecchia postazione usata per le conferenze è stata sostituita da un'altra che può essere spostata agevolmente. Sì, abbiamo rinnovato questa sala importantissima, storica della città di Udine, voluta dal Daronco quando costruì il palazzo del municipio. È una sala utilizzata moltissimo per gli incontri. Abbiamo lucidato il pavimento, abbiamo cambiato il bancone dove siedono i relatori e soprattutto abbiamo rinnovato i sistemi informatici, così perché il proiettore è nuovo e lo schermo è a scomparsa. È un lavoro che ci ha impegnato per più di 90.000 euro, abbiamo dovuto lavorare in sintonia con la sovrintendenza. Questa sala tornerà a essere quella che storicamente è sempre stata, un punto di incontro per manifestazioni così culturali e anche per concerti. Ritorna questa sera The Best Sandwich, il contest televisivo con protagonista il panino, ideato da Pala Gourmet e in onda su Telefriuli, ogni venerdì alle 21. In sfida 24 operatori del settore per la creazione del miglior panino, edizione all'insegna della valorizzazione dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Protagonista della prima puntata, il figo moro di Caneva. Sentiamo. Sarà il figo moro di Caneva il tema della prima puntata di The Best Sandwich, il contest televisivo ideato e realizzato da Pala Gourmet in onda su Telefriuli ogni venerdì alle 21. Si riconferma la sfida tra i 24 operatori del settore per la creazione del miglior panino, un'edizione all'insegna della riscoperta del territorio e in particolare alla valorizzazione dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Perché ovviamente dopo una pausa abbastanza importante causata dalla pandemia, ci ritroviamo con una prospettiva diversa, con un interesse importantissimo da parte delle persone che poi si cimenteranno in questa nuova edizione e quindi sono lì che stanno già elaborando ogni e qualsiasi cosa, però con prodotti del territorio. La cosa più bella poi è passare, questo me lo diceva l'ultimo vincitore, per il centro della città dove ha sede il suo esercizio ed essere fermato dalla gente e dire ah ma tu sei quello che ha vinto, eccetera eccetera. E quindi anche mettere all'interno del proprio locale un menù speciale per far assaggiare a tutti il panino che qui viene presentato e giudicato sostanzialmente è un'esperienza veramente molto, molto forte. Presentata ufficialmente Barcolana numero 54, assieme ai tanti eventi collaterali, sarà la festa del ritorno alla normalità dopo i 2 anni di pandemia. Una settimana di festa. Trieste si prepara alla Barcolana con il colpo di cannone fissato per domenica 9 ottobre alle 10:30. Tanti gli eventi in calendario. Una Barcolana del rilancio, della ripresa dopo 2 anni davvero difficili per il meteo, per la pandemia. Ci siamo con 14 regate, 170 eventi, già le iscrizioni che corrono verso 1100, è una bellissima atmosfera. Enjoy sarà il motto di questa Barcolana. Torna la musica, torna il divertimento. Una bella festa per la città. Sarà una festa in mare ma soprattutto a terra con eventi come il Barcolana Sea Summit dal 5 al 7 ottobre e poi la musica con gli eventi di Radio DJ e il concerto di Johan Thiele. Il presidente della regione Massimiliano Federica ha evidenziato che a breve arriveranno i dati sul turismo ma ancora una volta il Friuli Venezia Giulia è già risalita ai livelli pre-pandemia. A seguire il notiziario sportivo parleremo soprattutto di basket, via il campionato di Serie A2 domani per l'Udinese Apo e la Cividalese Web Gestecco, prima partita proprio al Pala Gestecco con Chieti avversario per la prima gara storica in A delle Eagles, invece domenica sarà il turno dell'Apo all'esordio a Ferrara. Per il notiziario invece è davvero tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro a tutti buona serata.